Ciao Kevin, oggi è un anno che sei volato in cielo, il ricordo che conservo nel mio cuore, nella mia anima, nel mio spirito si manifesta in questo video, due anime in un unico corpo, tuo nonno, Gino, vivere, vivere, vivere insieme. Gino Gentilin affida il ricordo straziante alle immagini di uno dei tanti momenti spensierati insieme. Nonno Gino e il suo Kevin, che 12 mesi fa, in sella all'amata Vespa, incontrava il terribile destino a soli 15 anni mentre andava a scuola, fatale l'impatto con un'auto. Un anno di dolore e di strazio, ma che nonno Gino ha trasformato in un inno alla vita, ricordando spesso su Facebook e nelle iniziative dei vespisti l'amore di Kevin per le due ruote o l'amore per la musica techno trasmessa proprio dal nipote. Le immagini dell'uomo che il giorno dei funerali a Castelfranco danzava scatenato davanti alla bara e sotto lo sguardo di 1500 persone, chiamando a gran voce il suo ragazzo, fecero il giro d'Italia e commossero tutti. Un momento intenso, intensissimo, che da un anno a questa parte non si è mai concluso.